Chi sa morte de Valeria Sollai, chi s'annanghet accusa de Roberta Pizzali, sa procura de Casteddu configura s'ipotesi de doppiu omicidiu colposu in prus de lesiones colposes e per il commerciu de sustanzias nocivas in su vasciculu apertu proso scasor de una intossicazione presumia de botulinu in sa viesta latina de Pauli vatta dai su 22 a su 20 battor de lampadas. Unico indagao est Cristian Gustavo Vincenti, rappresentante legale dell'assozio culturale che ha organizzato questa manifestazione bandulera. Sas indagines sun sichinde e sos investigadores sanitarios sono chircande de comprendere commente sa tossina si ch'este isparghinada in questa filiera alimentare. Es ipotesi eschi su batteriu si siat sviluppau in s'avocado commente este stau colliu s'avocado impreau pro ammaniare sa salsa guacamole chi a dolumannu est incriminada. Valeria Sollai, 62 anni, cuoca de scuola desinfanzia Monumento ai Caduti de Pauli, fi ricoverata da esacabbu de tribulas in su reparto de rianimazione de su policlinico universitario. Issa puru aia tapicau parte a sa viesta latina e aia manicau manicu messicano che in questa salsa guacamole in dunu chiosco. In sas ultimas die sas condizioni suas fini grave ma pariana mezzorande, finza saccando totindunu e speiorada e a dolumannu zicher morta. Sorduttores dudar non dana, ma a tesse sa anatomia chi ana facere l'unisi in su dipartimento de medicina legale dettateri a stabilire proiter morta. Gai commente ana zaivattu pro Roberta Pizzalis, 38 anni, prima vittima di questa intossicazione. E proprio su vizu de Valeria Alessandro Carabinieri in servizio in Campania su 31 de tribulas ha fatto un appello in social. Fiti pistichinzu casa viesta latina, fiti sichinde in Porto Vrailis, una tappa che appunto l'hanno sospesa, la sospesa su sindico de Tortolì e sa ASL de Sogliastra e in questa viesta latina in su pediata de non manicare manico de sar bancarella sa bivi su pericolo de su botulino de essere tosconaur de su botulino e aia per indittauso sintomos chi de piana a soscaler de piana dare cara raccomandando de andare diretto a s'ospedale in caso de necessidade. Ma supra questo caso come interveniti vinza su coda con chi aia zai deciso de si costituire parte offesa in s'indagine aperta desa procura desa Repubblica de Paola prosa morte de due persone proprio per intossicazione da botulino in Calabria. L'11 di agosto in conferenza de servizios s'approvazione dei schema che definisce oneres pro sas compagnias aereas. Appusti su parre in favore da esa mesa intresa presidente desa regione Alessandra Torres, assessora de sos trasportos Barbara Manca e so rappresentante de su Ministero de sos trasportos e de Senac. Dunque sa continuidade aerea nova chi di apparrere chi a essere operativa da esuberani inveniente attacabau un atteru passo in questo percorso longo finza a Commo, incassando su via libera desaggiunta, come sa paragula colata a su Costituzione regionale per l'ultimo giro in commissione innanti de che l'inviare a Roma uveata approdare su prasamesa de su ministro de sos trasportor Matteo Salvini. In su decreto ministeriale che in sa disciplina de su regime novo de continuidade aerea pustir l'ana pubblicare in sa gazzetta ufficiale europea e dettando sa regione a tappodere dare su via su bando pros affidamento de su servizio. Intre as novidades principales zai approvadas prusu frequenzias e postor disponibiles in sorvolor dae e pro sos 3 aeroportos sardos in sos collegamentos che in Roma Fiumicino e Milano Linate. Prus orarios da sa 6 a sa 9, da sa 9 a sa 1, da sa 1 a sa 6 e mesa, da sa 6 e mesa a sa 11 de notte pro garantire a chi è cherte de andare e tornare in intro de sa mattessi die. Tarifar minimadas pro sos residentes, ana esser belle 30 euro a tratta pro Roma e 44 euro pro Milano, senza contare IVA e tassas aeroportuales,
Agevolaciones pro traballadores e militares che in sede stabili in Sardegna e sportivos agonistas non professionistas e in prusu vinzas tariffas calmieradas pro chi non è residente ma chi ha ligamener familiare finzas su terzo grado che in cittadino sardos o chi assistano familiares in Sardegna. Han fatto usare denunzia a sos carabinieri ma per in questo muro virtuale che ne laccanas chi sono sos social network. Su parracu desa Cresia de Santu Iorghi, martire de Trernuraghes, Don Andrea Manca, iscopiata una vura chi dolete meda e chi corfiti totus a comunidade desa planargia. Erisi non si iscritti chie ca furau 11 aneddoso e una paia de orizzinas chi nostras e nora iuchiate in custardiese prosa celebrazione de ottava. Sa Cresia è sempre aperta pro precare in intredie e chi ha fatto questa vura e spotti entrare che sa chi nemmoso l'aere potiu virmare. Deo pedo a cada uno de voi si iscritti o abidu personese o carchi manera de vaccheri sospetto de milunare rammimme o a sar forzar desordine. Semus a beru iscunnortauso e pezzi gana de prangere, ma non pezzi pro su valore economico, mescamente pro su valore affettivo, ca cada prenda esti stata donata e su frutto de una grazia o de una richiesta a Nostra Signora. E dunque deo pedo a chi ha fatto questo vatto e il manzano de me le dare. Me le de bene, seriamente, su chi ha fatto, ca su chi si sta uvatto a Nostra Signora e scomente chi l'era fatto a sa mama. E dunque si spera chi tutto si potta risolvere cantu prima e i sinteri, boso pedo, de precare. Custas sa sparagolar de su parracu de Trernuraghes, Don Andrea Manca. Beh, che tu minti in banno fideles a sa tradizione, questa sa sparagola schiatti separaus amministrazione comunale de Nugoro, ghiada da Esu sindico Emiliano Venu, prosa vesta de su redentore du amizi e binti chimbe. Un appuntamento che va che t'accudire a sa zittade, visitadore de totusisula e chi previditi si sfilada de sar mascaras tradizionales de su 23 di agosto, chi battor di chi grupposo, cussa de sos costumenes a su manzano de su 20 battoro, chi in 69 grupposo, chi bi partecipano ed esa celebrazione storica religiosa in su Monte Ortobene su 29 di agosto, sa die desa vesta de su Redentore. Tradizione dunque, ma non pezzi tradizione, este è un appuntamento che s'assesserò a sa cultura de Nugora che fiu compartire kin sos presidios culturales desa zittade, kin dunu porre de appuntamentos organizzaoso in collaborazione kin sa rete museale nugoresa, sos associos e sos operadores. Su sito archeologico del Museddu in Cheremule, in socorro de Sumeilogu, chi istitu un'azienda ispantosa, de che 8 domus de Ianas, che oggi si possono visitare, che sono una testimonianza desa vita, desa spiritualità, desa popolazione che stavano in Sardegna, pur de chimbemizza annos a commo. A postir de su riconoscimento UNESCO, commo este preciso investire in sa valorizzazione de su sito. Dunque arbichere in infrastrutturas adeguadas e una zinzalettica clara, e pezzi promedio di un impegno concreto a tesse possibile a fa che sconoscere e apprezzare questo ascusorio a livello nazionale e internazionale torrande centralidade a un loco che contata desa radichinas profungudar desi storia nostra. Dunque su desafio vero este de mudare questo riconoscimento in un punto nuovo de partenza. Sardomus de Ianar de Cheremula non sono pezzi un ascusorio de su tempus passato, ma un'occasione manna prova che sconosca sa Sardegna prurbera in nedda de su turismo de massa, dunque un locui speciale, ammagliadore, pronto a casazzare chi apprezza si storia, sa natura e sa tradizione de sa Sardegna.